Parto da questo dato: nel 2017 al referendum contro il contratto sottoscritto dalla sola CISL erano andati a votare più di 2200 dipendenti. Questo contratto sottoscritto invece proprio dal CGIL, CISL e UIL con l'amministrazione Brugnaro, che si è votato l'altro giorno, sono andati a votare in 1700, vuol dire che si sono persi più di 500 voti. Evidentemente questo contratto non convince molti dipendenti. L'esito del referendum, evidenziano i Cobas, sembrerebbe non convincere i dipendenti secondo questi numeri, anche se nel 2017 si era registrata un'affluenza superiore alla media per questo genere di consultazioni. I Cobas hanno sempre criticato questo contratto, cui le 3 sigle sindacali sono giunte dopo molte peripezie. È un contratto che prevede una falsa o non meglio definita meritocrazia, un bonus delle eccellenze che può essere pagato all'8% dei dipendenti del comune, che però non ha una valutazione oggettiva ma è altamente discrezionale. Inoltre, ad esempio, i soldi per i progetti vengono destinati nella quasi totalità alla Polizia Municipale, mentre secondo noi ci sono altri settori, pensiamo ad esempio al sociale, alle politiche sociali, ai colleghi degli assistenti sociali, che dovrebbero avere pari dignità di trattamento economico. Per questi motivi i Cobas rivolgono una richiesta. Chiediamo alle 3 sigle principali, CGIL, CISL e UIL, di ritirare la loro firma da un contratto che è evidente, che è un dato oggettivo, che i numeri lo dicono, che non convince i dipendenti del comune. Noi continueremo come Cobas con la nostra operazione di informazione e di critica su quello che succederà e vogliamo proprio vedere quali saranno i miglioramenti tanto sbandierati di questo nuovo contratto che noi non intravediamo né nel contratto e tantomeno nel futuro, sia dei lavoratori che dei servizi che questi erogano.